chi produce in modo naturale, biodinamico o biologico comunque contribuisce diciamo, a tenere la natura un po' più pulita, no? A meno inquinare cioè il suolo, l'ambiente che ci circonda, a preservare un po' le nostre terre, il nostro pianeta. Io sono Tonino Falzarano, sono socio fondatore della cooperativa Biolatina e ci troviamo a Sabaudia, provincia di Latina. Il contesto in cui siamo è praticamente siamo ai margini del Parco Nazionale del Circeo. Al di là di questo è importante sottolineare che questa è una zona di sabbie. Questa si chiamava anticamente la zona delle sabbie d'oro perché era molto vocata per la produzione di tuberi, soprattutto le patate. E noi per esempio produciamo le carote, che sono appunto un tubero per eccellenza, che vanno ad esplorare una grande parte di terreno, e soprattutto questo gli è permesso perché è un terreno sabbioso. Per quanto riguarda le produzioni, l'azienda si è specializzata su diverse culture, in modo particolare, seguendo un po' diciamo, lo schema della biodinamica, ci sono prodotti da radice, che sono quindi le carote che vediamo, ravanelli, cipolline. Poi andiamo su prodotti a foglia, qui abbiamo una grande diversità. Partiamo dalle cicorie fino ad arrivare poi ai prodotti che facciamo in quarta gamma, che sono la valeriana, la rughetta, la rucola o rughetta, da queste parti si chiama rughetta, lo spinacino e varie miscele che sono fatte con lattughini, con alcune essenze orientali e così via. L'influenza del mare è pure molto importante perché mitiga un po' le coltivazioni da un punto di vista climatico, no? Perché ci sono spesso delle gelate e questo con il mare diciamo, ci aiuta un pochino. Il passaggio magari dal convenzionale al biologico biodinamico è stato molto sofferto. Abbiamo avuto diversi diciamo, insuccessi, se vogliamo, che ci hanno permesso di poi migliorare. E abbiamo buttato tanti prodotti. Tra l'altro una cosa che notiamo proprio di questi tempi è che il consumatore sempre più spesso vuole un prodotto perfetto, no? Cioè se si trova una radice un pochino storta, no? Comincia a dire ah, questa è storta e la vuole scartare, no? Spesso ci troviamo scartati dei prodotti che diciamo da un punto di vista estetico magari non sono proprio perfetti, però sono buonissimi. E lì sarebbe anche opportuno che un'educazione verso il consumatore. Noi abbiamo messo in questo lavoro, Tonino lo può confermare, cioè veramente tanta passione e tanto amore, e alcune volte passeggiando nei campi, guardando le coltivazioni, quasi parlando con le coltivazioni, sentiamo che c'è un rapporto diciamo proprio quasi filiale, no? Io personalmente se sto fuori qualche giorno per lavoro, quando penso alle coltivazioni, come sta quel campo, lì bisogna dare l'acqua, lì bisogna fare una lavorazione, lì bisogna fare le semine, cioè questa è una cosa che ti prende veramente fino in fondo all'anima, cioè un qualcosa che ti, come si può dire, ti conquista, no? e difficilmente abbandoni questa cosa, nonostante le difficoltà che sono tante tutt'oggi.